L'inaugurazione della nuova sede della CISL del Veneto a Mestre in via Torino, con il nazionale Luigi Sbarra, il sindaco Brugnaro, l'assessore regionale Donazzang e il patriarca, è stata anche l'occasione per una riflessione sulle morti sul lavoro e sulla perdita di potere d'acquisto dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Sulla sicurezza sul lavoro ha ragione il patriarca, non si può pensare che siano fatalità o eventi eccezionali o incidenti. No, qui ci sono delle responsabilità ben precise e proprio su questo noi abbiamo incalzato la Regione e il 2 maggio scorso abbiamo sottoscritto questo piano strategico triennale che vuole proprio mettere in campo delle azioni vere di prevenzione. Stipendi e pensioni, l'inflazione li sta riducendo. Cosa serve? Va fatta un'operazione contrattuale di aumento delle retribuzioni, va fatto un intervento da parte dello Stato, soprattutto di sostegno in questo momento di costi così elevati per le famiglie, va fatto secondo noi un grande patto sociale che permetta di fare una nuova politica dei redditi, che dia una risposta ai lavoratori e ai pensionati, ma permetta anche al Paese di ripartire. Questo si fa solo mettendosi insieme politica, parti datoriali e sindacato.